stata una gara bella, sofferta per il molto caldo, però diciamo che è stata una gara chi soffriva di meno il caldo e fortunatamente mi è andata bene. Io partivo con 10 secondi di gap dal nuoto, dalla testa della gara, che sono riuscito appunto a colmare e uscire davanti. Poi in bici, nonostante la teorica non scia, è abbastanza impossibile, diciamo, rispettare questo regolamento. L'abbiamo visto anche a Farra, dove appunto ci ho un po' rimesso cercando di rispettarla, e quindi siamo stati in 5-6, adesso non ricordo esattamente. Sono sceso in zona cambio, ho cercato di partire subito abbastanza bene a corsa, nonostante appunto il caldo e nonostante un periodo non troppo bello per me, un po' mentalmente, un po' fisicamente, però dai, ne sono uscito bene, ho cercato di resistere, per fortuna siamo tenuti un po' di compagnia con Rigoni durante tutta la corsa e è andata bene sul finale, dai. Sono molto soddisfatto in realtà appunto per questa ripresa, questa vittoria diciamo che la dedico in primis ad Aldo e alla sua Silca con l'organizzazione, perché sia qui oggi a Caorle sia a Farra ci ha permesso appunto di ritornare a fare quello che tutti vogliamo sostanzialmente in questi campi gara. E la dedico a tutti quelli che mi seguono, che ogni giorno mi incitano a non mollare e che mi aiutano appunto in questo processo. E una dedica speciale oggi a uno dei miei vecchi allenatori, che è il primis, in primo luogo anche lui mi incita a non mollare. Oggi è il suo compleanno, quindi auguri Gomez e dai!